Sabato 17 ottobre il vescovo Corrado Pizziolo ha nominato Gianluigi Manighetti nuovo presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali. Succede a Dante Dalcin. Siamo in compagnia di Gianluigi nella sua casa e cerchiamo di conoscerlo meglio. Sono Gianluigi Manighetti, abito a Solighetto, sono sposato con Mariangela, ho 2 figli, Matteo e Teresa. Rappresento il movimento dei focolari nella Consulta da circa una decina d'anni. Ecco, presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali, cioè? La Consulta delle Aggregazioni Laicali è una bella realtà all'interno della nostra diocesi che esprime un cammino di comunione e dialogo tra tutte le associazioni e movimenti di carattere ecclesiale. Ecco, il Papa Francesco qualche giorno fa ha costituito un nuovo dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Questo chiede ai laici un nuovo e rinnovato impegno. Si sente quanto ha a cuore la bellezza del laicato e dare la giusta luce. Sta a noi cogliere bene questa sfida e portarla avanti nel nostro territorio. Grazie a Gianluigi, e lo risentiremo presto e lo rivedremo anche nelle pagine del prossimo numero dell'Azione. Grazie a voi.